siamo come coscienza collettiva in questa fase di grandissima trasformazione. Vi ho detto che appunto anch'io ho sofferto molto, soprattutto io sono una che è stata plurioperata, ho avuto 9 interventi, ma sono sempre col sorriso sulle labbra perché ho sempre pensato che anche quei momenti fossero per me, non a me, erano delle opportunità. E l'ultimo intervento, è strano, ci sono entrata nel momento peggiore al pronto soccorso, a dicembre dell'anno scorso, quando la contrapposizione era terribile tra Vax e non Vax, sono entrata al pronto soccorso di Bracciano dove vivo con una fibrillazione atriale, il cuore era impazzito, io non ho mai sofferto. E la prima domanda che mi è stata fatta è: ma lei è vaccinata? Io non so dire le bugie, se tornassi indietro l'avrei detta la bugia, e ovviamente dissi di no. Ora, una persona comunque giovane per essere, aver problemi al cuore, invece di pensare, se avevo un infarto in corso o qualcosa, non vi dico che cosa non è successo. Medici, infermieri, improperi, mi hanno lasciato 18 ore in fibrillazione atriale su un lettino, ci puoi stare solo 24 ore, poi muori, e io mi sembrava di essere stata catturata letteralmente dal nemico. Non potevo fare nient'altro che stare lì, aspettare, pregare, piangere ad un certo punto e implorando, chiedere: vi prendete cura di me? E così poi, se sono qua è perché sono salva. Poi mi hanno scoperto una malformazione congenita alla nascita, sono stata operata, sto benissimo, meglio di prima. Però ho dovuto vivere quell'esperienza, a parte per questioni personali, perché forse dovevo mettere veramente ancora di più le mani in una situazione drammatica che stavamo vivendo. Chissà che cosa è accaduto negli ospedali nel momento peggiore, quante persone non ce l'hanno fatta, chissà, non sapremo mai. E questo è una parte del dolore che noi stiamo vivendo. Un'altra parte del dolore che stiamo vivendo è quante persone della nostra famiglia non ci riconoscono più, che abbiamo perso, quanti amici, quanti ne stiamo ritrovando. E anche qui io parlo con cognizione di causa perché sono in una famiglia in cui sono tutti vaccinati, tutti, e hanno avuto vergogna che io andassi in giro a raccontare del Dio vaccino. Questa è una sofferenza. È il momento delle scelte, è il momento in cui, una volta che guardi, vedi, non puoi più tornare indietro. Condivido con voi una bella notizia però, perché è capitata proprio da pochi giorni fa, perché questo non è soltanto un mio... Allora, io intanto proprio una breve presentazione, perché è utile sapere che io ho fatto parte del sistema, di quello che poi un attimo raccontiamo. Ho lavorato alla RAI, ho lavorato a Mediaset, sono stata con le mani nel sistema e poi 20 anni fa ero giovanissima, al momento in cui ero proprio, stavo emergendo con tutte le mie forze. Immaginate quanta fatica, perché io non ho alle spalle una famiglia semplice. Conducevo una trasmissione a Mediaset, guadagnavo un sacco di soldi che non ho mai visto più nella mia vita. Nel momento in cui stavo emergendo avevo colto l'inganno. Mi era tutto chiaro, era tutto talmente chiaro, avevo 32 anni, che non potevo restare in quella situazione. Non potevo restare in una situazione in cui non potevo onorare questo mestiere che è meraviglioso, che però ci obbliga di raccontare i fatti, la verità, altrimenti è un'altra cosa. E quindi ho preso un'altra strada e sono diventata una giornalista libera, indipendente. Ma vi assicuro che sono stati 20 anni di deserto, ho viaggiato tantissimo, tante cose ho fatto meravigliose nei paesi del sud del mondo, ma
quando io prima scrivevo i libri, mica c'erano tante persone, eravamo sempre 4 gatti. Invece negli ultimi 3 anni c'è stata anche l'informazione libera e indipendente. Ora ci sono diversi canali. Stasera, fra l'altro, se potete guardate sì, c'è il Controfestival, anche quello straordinario, certo molto artigianale, ma tutte cose che stanno nascendo, quindi meravigliose. E allora condivido con voi questa piccola gioia perché è anche e soprattutto grazie a voi, grazie al passaparola. Quindi non è vero che siamo pochi, siamo tanti, ma non lo sappiamo. Questo libro, Il Dio Vaccino, che forse conoscerete, qualcuno ha letto, grazie al passaparola, perché io non sono voluta andare in nessuna trasmissione televisiva, anche se ero stata invitata, perché non era inutile, è arrivato fino in Sud America ed è stato tradotto anche in lingua inglese. Io vi assicuro, non ho fatto niente, sono arrivati. Quindi noi italiani, in realtà, e ve lo dico con cognizione di causa perché ho fondato insieme ad altri amici il Fronte del Dissenso. Sapete, siamo stati quelli che abbiamo manifestato a Piazza San Giovanni, abbiamo portato oltre 100.000 persone. E siamo in contatto con vari gruppi in altri paesi e vi assicuro che ci guardano con grande interesse, perché quello che abbiamo fatto noi in questi 3 anni non l'ha fatto nessun altro paese. Non è vero che siamo addormentati, tutt'altro. Bene, allora siamo in questo passaggio epocale, andiamo un po' più, vi prometto che un po' vi deprimo, ma vi prometto che poi dopo ci tiriamo su, ma con sostanza, Però dobbiamo il nostro compito da giornalisti, noi siamo pochissimi, quelli diciamo liberi, il nostro compito ancora è quello di andare un po' più nella cacca, come si direbbe, cioè la melma la devi tirare sempre su in questo momento, bisogna aiutare a vedere, a mettere insieme come un puzzle i vari pezzi, perché se tu non vedi non puoi oltrepassare l'ostacolo. E perché 2000 anni fa un uomo ci disse: la verità ci rende liberi. Il cuore di questo sistema è un drago a 3 teste. Io l'ho rappresentato così perché mi piacciono le immagini. Vanguard, BlackRock e State Street. Sono 3 grandi fondi di investimento statunitensi, fondi di investimento finanziari, che non è che hanno vita lunghissima, questi sono nati 30-40 anni fa. Cosa hanno fatto questi fondi di investimento finanziari? Hanno iniziato a raccogliere risparmio in mezzo mondo, anche i nostri. Il TFR, quando uno va in pensione, va in banca e va a investire, no? Alle poste. Senza saperlo, quindi non siamo stati coscienti e consapevoli, siamo diventati parte attivi di questo sistema, lo abbiamo alimentato. Perché questi signori hanno preso questi soldi, i nostri soldi, una montagna di soldi, e ovviamente dovevano piazzare questa montagna di soldi dove? L'hanno iniziata ad investire in tante multinazionali che sono diventate sempre più grandi. L'anno scorso con il Dio Vaccino ho raccontato soprattutto questa parte qua. Ora facciamo un piccolo riassunto perché è importante capire perché ci siamo trovati in questa situazione proprio ora. Allora, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, BioNTech, vi dice qualcosa, no? Tutto questo. Sono coloro che hanno sviluppato e commercializzato i vaccini. È sempre una questione di denaro. Chi è che c'è dietro queste grandi multinazionali delle farmaceutiche? Loro. Vanguard, BlackRock e State Street. Io ho segnato anche le percentuali in modo tale che nessuno potesse dire che non era vero. Vanguard, BlackRock e State Street, Vanguard, BlackRock e State Street sono i primi finanziatori. Ora, che significa? Chiariamo una volta per tutte.
tutti. Che significa avere il controllo di una multinazionale e essere i primi finanziatori? Significa che io posso fare quello che voglio di quella multinazionale. Posso decidere, per esempio, che in 24 ore fallisca. Come? Per esempio, se non mi va più a genio quello che fa, io che ho il controllo posso decidere di vendere tutte le azioni sul mercato e che cosa do come segnale al mercato? Che l'azienda non gode di ottima salute. Quindi tutti quelli che posseggono le stesse azioni di quella multinazionale vendono quelle quote, le proprie azioni, ed è morta. Questo è uno dei sistemi. Non hanno mai quote al di sopra del 10%, eppure hanno in mano queste multinazionali. Qual è l'obiettivo, ovviamente? Qual è l'interesse? L'interesse è che le azioni siano sempre quotate e sempre alte per poter redistribuire la ricchezza tra gli azionisti. Quindi in realtà, più che la nostra salute, questi signori sono interessati a profitto. Però uno dice, vabbè, questo è normale, sono multinazionali, però c'è chi ci tutela, l'OMS, vero? Ora, tutte le grandi organizzazioni internazionali, e ora iniziamo a mettere i pezzi nel puzzle giusto, fino agli anni 90, e lì c'è uno spartiacque e poi vedremo perché, erano effettivamente liberi e indipendenti, perché è sempre una questione di denaro, perché venivano finanziati dai governi in base al loro PIL, alla loro ricchezza. Dagli anni 90 in poi c'è uno spartiacque, iniziano ad entrare i privati anche nelle grandi organizzazioni internazionali, perché il privato è bello, e a furia di entrare, di aprire la porta ai privati, è accaduto che le grandi organizzazioni internazionali non sono più libere e indipendenti, ma sono totalmente controllate dai privati, perché il privato è bello. Quindi lo sanno anche i bambini, oggi l'OMS è totalmente controllata nelle mani di Bill Gates, della fondazione Bill e Melinda Gates, che ha altre diramazioni con altre grandi società finanziarie, con dei conflitti di interessi enormi. Vabbè, uno dice l'OMS, e poi qui c'è anche una storia interessante, ma non è l'argomento di questa sera, come l'OMS negli ultimi 20 anni abbia dichiarato le pandemie, le false pandemie, ma i governi non ci sono caduti. Perché? Perché non c'era ancora la macchina dei tamponi, e quella è stata la macchina dei tamponi che ha fatto sì che ci siamo ritrovati in questa situazione. Prima non c'era, perché i tamponi non erano affidabili e lo dicevano. Vabbè, l'OMS è così, però ci sono gli enti controllori. E beh, qualcuno ci deve tutelare, no? La Food and Drug Administration, ne avete sentito parlare? Sì. Statunitense, l'EMA, sì. Europei. Bene, Big Pharma finanzia per il 45% la Food and Drug Administration, per l'86% l'EMA. Sono nelle mani di Big Pharma, ricondotti a Banga, Briccolocche e Strette. E vabbè, però ci sono i governi che ci difendono. Cioè, se voi andate a raccontare questo ai vaccinati convinti, non ci credono. Perché? Perché è una guerra spirituale questa, ma poi ne parliamo. Il debito degli stati, guardate, l'ho messo qui in cima. Perché non sono più liberi i governi? Perché sono caduti anche loro nella rete della finanza internazionale, per cui il debito pubblico è nelle mani della finanza speculativa. E quindi volete una dimostrazione pratica, concreta di quello che sto dicendo? Sì. Vi ricordate l'estate del 2011? Vi ricordate? Lo spread? Sì.
scusate, due proprio marroni ci fecero con questo spread che ora non se ne parla più, e ci dissero in quell'estate che 3 paesi erano sull'orlo dell'abisso. Ve lo ricordate? L'Italia, vediamo se ve lo ricordate, la Grecia e il Portogallo. Tutti e 3 in una stessa estate, perché poi le cose più importanti capitano il 15 di agosto e a Natale, quando noi siamo distratti, che loro lo sanno. E nell'estate del 2014, mentre noi eravamo al mare, affaccendati a goderci l'estate, si decise dall'altra parte del mondo, a Giacarta, alla Global Health Agenda, senza la presenza del ministro Lorenzin, che era la nostra ministra della salute, si decise sulla nostra pelle e sulla pelle dei nostri bambini che l'Italia doveva fare da apripista per essere il paese in cui i nostri bambini dovevano avere 12 vaccini obbligatori da 6, poi passarono a 10 per le grandi proteste, e si mise in moto la macchina del fango della propaganda facendoci credere che c'era un'epidemia di morbillo di rosolia. Sempre nel libro metto i dati dell'Istituto Superiore di Sanità: 3 morti per morbillo, epidemia, e l'Italia ha fatto da apripista. Ma queste cose voi già le sapete. Ritorniamo all'estate del 2011. Ora mi è venuto questo link perché d'estate sempre capitano le cose. Si decise che questi 3 paesi, cioè sta cupola mafiosa, che ovviamente è governata da elite globaliste, che sono delle famiglie che muovono i fili, si decise che dovevano capitolare. Allora vi ricordate, c'era Berlusconi, ci piacesse o no, era stato comunque eletto democraticamente dal popolo italiano. Basta. Con un bottone, chi? Le agenzie di rating, guardate, tutto collegatissimo. Sono 4, le chiamano le 4 sorelle, sempre statunitensi, sempre privati, che con un bottone spingono il bottone e decidono che quel paese è insolvibile. E quindi cosa danno come messaggio ai mercati? Guardate che questo paese sta per fallire, quindi tutti possono ritirare le azioni. Poi è molto complessa il mondo della finanza, ma insomma, raccontato in modo semplice è così. E quindi in una sola estate, spingendo quel bottone, noi ci ritrovammo Mario Monti, e la Grecia un altro signore della banca, Portogallo idem. Guardate i pezzi come si uniscono. Bene, anzi male. Non c'è, come vi ho detto all'inizio, non c'è cosa che noi dalla mattina alla sera non compriamo o non pensiamo che non sia lì. Quindi noi siamo parti attive e questa è una bella notizia. Guardate qui, banche. Io ho messo soltanto in questa mappa, perché sennò sarebbe stata infinita, le prime multinazionali di ogni settore. Banche, produttori di armi, allevamenti intensivi, compagnie assicurative, i semi che sono la vita, big food e big drunk, tutto quello che noi acquistiamo nei supermercati. Guardate, fatelo questo esperimento. Se voi risalite alla catena, risale qua. Incredibile. Il finto cibo biologico, sempre dei supermercati. Le energie rinnovabili finte. Ora, con questa emergenza climatica, avete visto come stanno spingendo. E poi il turismo, compagnie aeree, auto, videogiochi. Chi ha dei bambini piccoli lo sa che sono dei nemici in casa, perché sono estremamente aggressivi, studiati per alimentare l'aggressività. È la parte più istintuale e malvagia dell'essere umano. E poi i media, ovviamente,
e poi Big Tech, quindi Apple, Amazon, Facebook, Netflix, Spotify, tutto quello. Ma avete visto, chi ha Netflix lo sa, tutte le serie come gli ultimi anni velocemente sono cambiate, ci mettono dentro questa cosa del gender fluid, no? Perché tra loro comunicano molto. E la cosa che è avvenuto negli ultimi 20 anni, 30 anni è che il pesce grande ha mangiato il pesce piccolo. Tutto questo modello risponde alla legge darwiniana. Devono sopravvivere solo i grandi e i forti. Quindi in ogni settore sono sopravvissuti solo i grandi, cioè le grandi multinazionali hanno piano piano mangiato i piccoli. I piccoli devono sparire. Quindi, mentre per esempio nei media, negli Stati Uniti fino a pochi anni fa c'era una pluralità delle informazioni, oggi sono 6, solo 6. In Italia 1, Elkann, assopiglia tutto. Quindi capite benissimo che non solo la ricchezza è confluita sempre di più nelle mani di pochi, lasciandoci impoveriti materialmente e spiritualmente, ma in realtà, diciamo, questo modello appunto ha risposto, come dicevo, a questa legge darwiniana, dove devono sparire i piccoli. Non vi voglio depressi, vi prego, perché questo, già vedere tutto questo, già vederlo, capirlo, è meraviglioso. Perché già capire che noi siamo parti attive di tutto questo vuol dire che nel nostro poter cambiare direzione, ma dopo vedremo questo. Ora, questo sistema, la bella notizia è che non gode di ottima salute. Perché? Perché tutta questa montagna enorme di denaro, al momento hanno nelle loro mani questi signori 16 trilioni di dollari. Nel 2030 si stima, quindi fra pochi anni, avranno nelle loro mani 30 trilioni di dollari, metà della ricchezza del PIL mondiale, che è 60 trilioni di dollari. 3 soggetti gestiranno la ricchezza, la metà della ricchezza mondiale. Ma perché non gode di ottima salute? Perché tutto bit, non corrisponde più alla ricchezza reale. Tant'è vero che nel 2008 già abbiamo avuto un assaggio di questo grande bluff. E questi signori lo sanno che non gode di ottima salute questo sistema, perché intanto è un sistema contro la vita, contro la natura, contro il principio della natura, perché la natura si basa sulla biodiversità. Invece qui dobbiamo essere tutti uguali, omologati, tutti i centri commerciali uguali, tutto uguale, perché così ha il controllo. Non gode di ottima salute e quindi stiamo vivendo queste emergenze. Emergenza pandemica, emergenza della guerra, è tutto connesso, ora vediamo. Ma comunque questi signori hanno un'idea precisa del mondo e si stanno svelando, stanno diventando ancora più spietati, ancora più veramente aggressivi nei nostri confronti, è vero o no? Ma che grande favore ci stanno facendo, perché più loro si mostrano e mostrano il lato oscuro e più noi possiamo vedere. Il re è nudo. Ecco perché è un momento storico straordinario. Ma fino a 3 anni fa, ma quando mai tante persone iniziavano a capire, no? Hanno iniziato a capire l'inganno, quindi grazie Covid. Qual è questa idea di mondo che loro hanno? Lo vediamo attraverso delle immagini. L'uomo deve essere sempre di più sostituito dalle macchine.
Ora, non è che io sia contro la tecnologia, ma dipende da come la utilizzi. Loro, secondo la loro idea, basta leggere i loro libri, non è che quarta rivoluzione industriale di Schwab, secondo la loro idea bisogna sempre più fare a meno dell'essere umano in modo tale che la ricchezza possa confluire sempre di più nelle mani di pochi, e a noi ci danno il reddito di cittadinanza o il reddito universale, in modo tale che ci danno quel minimo. Noi che ce l'hanno detto, non dobbiamo avere proprietà, non dobbiamo avere nulla, dobbiamo vivere con quel minimo. Loro hanno studiato per alimentare questo sistema. Poi una società dell'ipercontrollo, vero? Abbiamo fatto le prove generali con il Green Pass. Abbiamo fatto le prove generali. Poi, gli uomini, ma anche le donne inorridiscono. Chi è che ha visto Sanremo? Dite la verità, ma non c'è niente di male, non c'è niente di male. Comunque le cose vi sono arrivate, perché anche a me sono arrivate, i baci tra i maschi, una confusione, sembra proprio il periodo di decadenza romana, di un impero, no? L'impero romano che decade, questa decadenza terribile. Eccola qua. Hanno prima distrutto le identità personali, cioè io per essere controllato non devo sapere chi sono, quindi devo essere più connesso con la mia anima, con chi sono, il mio talento, così ti controllo. Sei un numero, lavora per me, non pensi e vai avanti in questo meccanismo. Poi hanno distrutto le identità collettive, cioè delle nazioni, le tradizioni non servono più, deve essere tutto uguale, omologato, quindi non è che vai in un paese e deve essere diverso dall'altro, tutto uguale. Fino ad arrivare a quest'idea: le identità sessuali non servono, perché è discriminatorio distinguere il maschio dalla femmina, a me viene da ridere. Pensate che obbrobrio e mostruosità. C'è una logica dietro. Io ti distruggo l'identità sessuale e quindi ti controllo ancora di più, perché tu non sai neanche più se sei un uomo o sei una donna. E sta avvenendo questo. Io ho un ragazzino di 13 anni. Sta avvenendo, vi assicuro, ad una velocità incredibile, perché loro lo sanno che devono catturare le generazioni più giovani. Per cui ci sono dei ragazzini adolescenti che ormai cambiano identità a 13-14 anni anche per sempre. Mostruoso, perché vi ho detto è contro natura, e per questo è destinato a fallire, perché è una cultura della morte e noi ne abbiamo fatta esperienza col Covid. Bene, anzi male. Ma tutto questo cosa c'entra con Putin? Bella domanda, eh? Non si deve deprimere. Allora, dopo poi ne parliamo. Allora, tutto questo c'entra con Putin. Guardate i tasselli come si mettono insieme, vero? Meraviglioso. Perché c'entra con Putin? Perché Putin si sta opponendo a tutto questo e lo sta dicendo in tutte le salse. Basta ascoltare i suoi discorsi, leggerli. Lo sta dicendo in tutti i modi. Contro il gender fluid, contro questa visione di società. E poi vedremo qual è la sua visione di società e di mondo. E allora dà fastidio quest'uomo, dà proprio fastidio. È un dittatore, è uno che massacra donne e bambini. L'informazione mainstream è solo così, piatta. Allora, assodato che sia un dittatore, va bene, ormai lo sappiamo, assodato che sicuramente quest'uomo ha dei lati ombra e che ha represso la dissidenza, io non l'ho nascosto nel libro, assolutamente.
mi sono posta questa domanda, da cui ho iniziato a scrivere questo libro, che vi invito veramente a leggere, a parte che scorre proprio facilmente, ma ripercorre la storia di Putin attraverso suoi racconti diretti, che sono riuscita a prendere attraverso fonti dirette in Russia, cioè su siti russi, e la storia degli ultimi 70 anni della Russia e dei rapporti con l'Occidente. Perché non si comprende il passato, il presente, se non si comprende il passato. Allora ora facciamo un piccolissimo viaggio in questa storia, ma breve, poi se avete la pazienza lo leggerete, perché è importante capire cosa c'entra tutto quello, cioè tutto quello che noi stiamo vivendo ora, perché poi non ne parlano in televisione, no? Cioè non è che ci dicono stiamo pagando più bollette e tutta l'inflazione, ma sarà collegato, cioè non si parla che questo è collegato alla guerra, vero? Non se ne parla, come se ci fosse piovuto dal cielo, no? Allora io sono partita da una domanda, no? Come mai in Occidente Putin è un dittatore, però per un centro demoscopico indipendente che si chiama il Centro Nevada, indipendente, il 56% dei russi nei 23 anni di governo Putin, Putin ha avuto quest'indice di gradimento, quindi la maggior parte dei russi approva il suo operato, addirittura ora, in questo periodo di guerra, l'80%. E com'è che i russi lo approvano e per noi è solo un dittatore? Una bella domanda questa, no? Allora facciamo, cosa ha fatto di straordinario Putin per cui è così amato in Russia? Lo vediamo, perché questa è una domanda interessante. Putin è nato nel 1952, subito dopo la seconda guerra mondiale. Nei discorsi di Putin è molto presente la guerra. Perché? Perché il padre e la madre parteciparono attivamente all'assedio di Leningrado, perché erano nati a Leningrado, che fu l'assedio più cruento della storia delle due guerre mondiali. Perché? Perché i nazisti circondarono la città di Leningrado, tagliarono tutti i sistemi di comunicazione, la isolarono per 856 giorni. Morirono di fame, morirono sotto i bombardamenti, 1 milione di persone. Il papà e la mamma di Putin persero il secondo figlio, il primo già l'avevano perso, quindi Putin aveva 2 fratelli morti, loro si salvarono. A questo punto gli viene assegnata una casa, anzi non una casa, una stanza in un appartamento che condividevano con altre famiglie, che si chiamavano le comunalche, questi palazzoni grandi grandi in periferia di Leningrado, e lì nasce Putin, Vladimir Putin. Dopo pochi mesi, nel 1953 a marzo, finisce il periodo staliniano. 30 anni, 30 lunghi anni in pieno comunismo. Stalin verrà ricordato per aver collettivizzato la proprietà agricola, per cui prese i terreni dai privati e li statalizzò sostanzialmente. E poi viene ricordato perché aveva questo obiettivo di trasformare la Russia da paese agricolo a paese industriale. E ci riuscì, però a duro prezzo, perché nei gulag, nelle miniere, morirono tantissime persone. Ma riuscì a industrializzare quel paese, tant'è vero che aveva un'importante industria bellica che riuscì a fermare l'avanzata nazista e a vincere la guerra. E il periodo stalinista fu anche duro per la repressione della dissidenza. 1953-1964 sale al potere Khrushchev. Bene, siamo già nel pieno della guerra fredda che inizierà nel 1947. Salve.
Ora non abbiamo tempo di raccontare perché è nata la guerra fredda dopo la seconda guerra mondiale, ma abbiamo per assodato che il 1947 inizia con una dichiarazione di Truman, il presidente degli Stati Uniti, questa guerra, questa contrapposizione tra gli Stati Uniti e l'URSS, l'Unione Sovietica. Quindi qua siamo già nel pieno con Khrushchev. Khrushchev era un analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, eppure riuscì a scalare tutti i vertici del Partito Comunista. Diede un po' di sospiro ai russi, fu un periodo importante perché i russi in quel periodo vinsero la competizione spaziale con il lancio dello Sputnik 1 e 2 e quindi gli Stati Uniti furono presi con contropiede. E i rapporti furono distesi tra gli Stati Uniti e la Russia, tant'è vero che Khrushchev fu il primo presidente russo a fare un viaggio negli Stati Uniti e a incontrare Kennedy, John Kennedy. Furono distesi fino al 1961, anno importantissimo in cui Khrushchev, diciamo che non mi viene la parola, va bene, c'era già la distinzione tra Germania dell'Est e Germania dell'Ovest e quindi nel 1961 venne innalzato il muro di Berlino, questo muro alto 3 metri e lungo 155 chilometri. Quindi un anno incredibile perché la cortina di ferro, che era stata immaginaria fino a quel momento, con il muro di Berlino diventa visibile al mondo questa contrapposizione di due mondi, di due ideologie diverse. Putin qui è un bambino, va a scuola, ha 12 anni, si iscrive a judo perché impara la legge del branco, perché c'erano tanti teppistelli in queste comunarche e cresce normalmente in questa famiglia. Khrushchev a un certo punto viene destituito da chi? 1964-1982. 18 lunghi anni di durissima repressione in cui i dissidenti venivano duramente repressi ed è l'epoca dei vecchi al potere, una grave anche crisi economica, insomma non se la passavano proprio bene. E poiché eravamo nel pieno della guerra fredda, si alimentò un mito tra i giovani di diventare agenti del KGB. Putin sognò molto giovane di diventare agente del KGB e diventò in questi anni, si iscrisse all'università e fu scelto, perché funzionava così, dovevi essere scelto dovevi avere quelle caratteristiche che lui aveva, perché è una persona leale, un guerriero, uno con sangue freddo, fu scelto e diventò agente del KGB. E non si sa molto che cosa facesse in realtà, perché è tutto molto segretato. Sembra che però fosse un ottimo cane da guardia che riusciva a stanare soprattutto i dissidenti nelle università, un ambiente che lui conosceva bene, e lavorava a Leningrado. Ora, muore Brezhnev 1982-1985, 3 anni di altri 2 vecchietti al potere, Chernenko e Andropov, che era il capo del KGB, morirono molto velocemente, fino a quando nel 1985 comparve un certo Gorbaciov, che è morto recentemente. Allora, Gorbaciov è stato anche molto criticato, poco capito forse proprio dai russi. Quest'uomo che era giovane, aveva 57 anni, giovani per i russi, capì che
bisognava assecondare un vento del cambiamento che stava spirando forte in Occidente e che stava arrivando anche in Russia. Qual era questo vento del cambiamento? Ora, ci sono delle date che dovete ricordare benissimo, perché hanno un collegamento con la nostra vita. Questa data è il 1981. Senza quest'anno noi non saremmo arrivati qui. Pensate a una linea che collega quest'anno a qui. Cosa accade nel 1981? Per cui c'è uno spartiacque. Accade che un bell'uomo, che si chiamava Ronald Reagan, diventa presidente degli Stati Uniti d'America, è il 21 di gennaio e fa il famoso discorso alla Casa Bianca, nel quale discorso sdogana il neoliberismo. Fino a quel momento era, c'era stata la dottrina keynesiana, in base alla quale dottrina economica, ma non solo, di pensiero come modo di vivere, lo Stato doveva essere presente nell'economia, doveva dettare anche legge e quindi, per esempio, determinati beni non dovevano essere nelle mani dei privati, l'acqua, la sanità, l'energia, perché sono beni dei cittadini. E quindi uno Stato deve avere non necessariamente come obiettivo il profitto, ma il benessere della collettività. Ecco perché devono essere nelle mani dei cittadini. Da quell'anno in poi il neoliberismo, che è una forma di pensiero, non è solo una dottrina economica che era stata studiata ed era uscita dall'Università di Chicago, entra definitivamente nelle istituzioni. Quindi bisogna spalancare le porte ai privati. Lo Stato deve farsi sempre più da parte. Quindi non è vero che noi siamo arrivati qui perché la globalizzazione è un evento naturale, per cui è naturale che le frontiere devono essere così aperte, che la globalizzazione dei mercati, le aziende possono andare dove ci sono meno diritti, dove la manodopera costa di meno, e quindi sempre a ribasso, a ribasso, a ribasso. Non è vero che è stata una cosa naturale, è stata una scelta fatta da uomini e donne, partiti dal 1981. Quindi questo vento stava cambiando in Occidente, Gorbaciov lo capisce e cerca di avviare la perestroika, rinnovamento. Con questa idea però dobbiamo salvare quello che c'è di buono del comunismo e della socialdemocrazia, quindi dobbiamo trovare una via di mezzo. Fallisce la perestroika perché da un lato venne, ostacolato dall'ala conservatrice del Partito Comunista, i quali organizzarono un colpo di Stato nel 1991 per destituirlo, ma questo colpo di Stato vedremo perché poi non riuscì, e dall'altra parte appunto fu ostacolato dall'ala radicale, i quali sostenevano che bisognava cambiare completamente e distruggere tutto quello che c'era stato fino allora. Quindi si trovò stretto fra due morse. In questi anni Putin era sempre un agente del KGB ed era stato promosso ad agente del KGB all'estero sotto falsa copertura, si chiamava Platov ed era un agente che operava a Dresda, in Germania. Allora, cosa succede? Questo vento spira, Gorbaciov inizia la perestroika, fallisce, siamo nel 1991.
altro anno importantissimo, anche per noi, ora vediamo perché. 1991, c'è questo colpo di Stato ed estate, il 19 di agosto del 1991, fallisce il colpo di Stato perché ad un certo punto su un carro armato nella Piazza Rossa, vi ricordate queste immagini? Sale un uomo un po' cicciottello che ferma i carri armati e invita la folla a ribellarsi al colpo di Stato, perché lui era un fedele di Gorbaciov, apparentemente. Quindi ferma il colpo di Stato, ma in realtà cosa fa? Boris Yeltsin è quest'uomo. Cosa fa? Fa veramente lui il colpo di Stato. L'8 di dicembre del 1991 si riunisce segretamente con il presidente della Bielorussia e il presidente dell'Ucraina, segretamente decreterà la fine dell'Unione Sovietica. Intanto non ho detto che nel 1989 c'è l'altro momento storico in cui cade il muro di Berlino. Quindi è un momento di grande subbuglio. Quindi Boris Yeltsin, diciamo, decreta senza un referendum, senza averlo chiesto, no, ai russi, ci sarà la fine dell'Unione Sovietica, così, con un colpo di Stato. E Boris Yeltsin prende il potere. 1989 cade il muro di Berlino, Putin ritorna a Leningrado. Racconto degli aneddoti perché sono anche simbolici e belli. Era sposato, aveva già 2 figlie piccole, organizza questo viaggio, compra con i pochi risparmi che aveva una macchina, i vicini gli regalano una lavatrice vecchia di 20 anni e ritorna in patria a Leningrado pensando di fare il tassista, perché si ritrova senza lavoro. Ma da lì poi anche per Putin, lui lo racconta come il destino che cambia velocemente, gli fu offerta di fare l'assistente del sindaco di Leningrado, Sobchak, e da lì Putin comincia la sua carriera politica, che sarà molto rapida. Viene anche accusato di corruzione all'inizio, in un momento di grande confusione in cui si trovava la Russia in questi anni. Arriviamo al punto. Boris Yeltsin, allora, nel 1989 la guerra fredda viene vinta dagli Stati Uniti, è evidente, no? Ma non si accontentarono questi signori, perché desideravano, ed è un sogno vecchio, dovevano distruggere quel paese. Ecco questa figura, Boris Yeltsin, la persona più adatta per essere manovrato dalla CIA e dagli Stati Uniti. 1991-1999, gli anni in cui ci fu Yeltsin al potere. 8 anni per distruggere completamente la dignità di un popolo, oltre a distruggerli economicamente, perché Boris Yeltsin rispose ai diktat che venivano da oltreoceano, dagli Stati Uniti. Bisognava aprire alla finanza speculativa, bisognava aprire il paese alle multinazionali, bisognava cambiare radicalmente quel paese e trasformarlo in un'economia di mercato, un paese che fino ad allora aveva vissuto alle dipendenze dello Stato. Quindi era un salto nel buio. E soprattutto la cosa terribile che fece Yeltsin, rispondendo a quel diktat degli Stati Uniti, fu di svendere il patrimonio dei russi a quegli sciacalli che diventarono poi oligarchi, che erano quelli che appartenevano nell'apparato amministrativo, burocratico, sapevano come fare per comprare e acquistare
con pochi rubli le ricchezze della Russia e nacquero i primi oligarchi. E così il popolo russo fu completamente distrutto in 8 anni. File interminabili di persone che cercavano un pezzo di pane, negozi completamente svuotati. Ve le ricordate queste immagini? Allora io vi ho detto che bisogna mettere i puzzle, i pezzi del puzzle insieme, no? 1991 stava accadendo questo in Russia, ma da noi nel 1992 vi ricordate cosa accadde? Da noi in Italia, Civitavecchia, in Britannia. Ve lo ricordate? Ormai si sa, questa è storia. Anche noi dovevamo rispondere a quel cambiamento e quindi si riunì l'alta finanza sul Britannia Civitavecchia, c'era il nostro mister Draghi, e come in Russia, così anche in Italia e in altri paesi europei, tutto l'Occidente, doveva svendere completamente le proprie ricchezze ai privati. Fino ad allora eravamo la 4ª potenza mondiale, pochissimi anni, guardate veramente che disgraziati. Pochi anni, perché nel 2000 l'IRI, che non era un carrozzone, era una delle aziende più grandi a livello mondiale, che gestiva tutte le nostre aziende pubbliche, pochi anni per chiuderla definitivamente con Romano Prodi, ultimo presidente dell'IRI. Queste persone dovrebbero rispondere di fronte agli italiani di quello che hanno fatto. Vedete come tutto è collegato. Bene, nel 2000 entra in scena Putin. Come? Nel 1999, è il 31 di dicembre, Boris Yeltsin capisce che si deve difendere la vita sua e della sua famiglia e sceglie Putin come suo successore ad interim. Quindi, a sorpresa, in quel discorso del 31 di dicembre, dirà ai 144 milioni di russi che il nuovo presidente sarà Vladimir Putin, il quale, un uomo leale, difenderà la sua vita perché tra le prime cose che farà emanerà un decreto per salvare la pelle di Yeltsin e della sua famiglia, perché i russi l'avrebbero voluto ammazzare. Entra in scena quest'uomo che pochi conoscevano, anche in Occidente, tutti pensavano che sarebbe andato via molto velocemente. E invece 23 anni. 23 anni. Abbiamo capito che nel 2000 tutto l'Occidente, tutta l'Europa era nella situazione in cui aveva risposto a quel vento, quindi non aveva creato una visione alternativa alla caduta anche della socialdemocrazia, era rimasto il neoliberismo come unico modello di vita, di pensiero, e noi ce lo siamo pappati tutto quanto. Cosa fa Putin di così straordinario quando il mondo sta andando in quella direzione? Sale al potere nel 2000 e tra le prime cose che fa riunisce gli oligarchi e gli dice: signori miei, ora è finita la pacchia, dovete restituire tutti i beni che avete depredato ai cittadini russi, li dovete restituire. E inizia una guerra spietata contro di loro e si riprende la Yukos, la Gazprom, tutte le aziende pubbliche che una volta erano pubbliche, se le riprende, li mette in carcere, li manda al confine in Siberia, gli fa una guerra spietata. Cosa fa? Va controcorrente.
prende un'altra direzione, ricomincia a statalizzare. Questa è una cosa straordinaria. Poi centralizza il potere e poi fa, tra le tante cose che ora non stiamo, perché voglio ora andare subito alla domanda delle domande, cosa possiamo fare noi ora, che è la cosa più interessante. Lui capisce che, caduto il comunismo, aveva bisogno di un altro collante che tenesse unito un paese enorme, il più grande al mondo, la Russia, sapete? Paese multietnico, multireligioso e multinazionale, il paese più difficile da governare al mondo. Lui trova questo principio in un principio spirituale superiore, dà molto peso alla Chiesa ortodossa, alle tradizioni sacre. Lui dice che ogni territorio ha un genus loci, uno spirito del luogo, che devono essere difesi. Parla di spiritualità, parla di famiglia, che non può essere padre uno, madre uno. Ci può essere questa confusione. Dicono che sia contro l'omosessualità, vero? Ma è così? Non è così. Lui ha emanato una legge contro la propaganda omofoba, che è diverso. Lui dice: io devo difendere, proteggere i bambini che non hanno un'identità sessuale definita. Non posso creargli confusione con i gay pride e con tutte queste cose gender fluid. Poi da grande faranno quello che vogliono, e nelle istituzioni ci sono tanti omosessuali. Guardate come invece arrivano a noi falsificate le notizie. E poi ovviamente dà fastidio agli Stati Uniti, perché lui ha una visione, uno statista vero. La visione qual è? Di ricomporre, di avvicinarsi sempre di più all'Europa con il progetto euroasiatico, perché capisce che un'Europa e una Russia insieme darebbero molto fastidio. E in tutti questi 23 anni ha provato tante volte a creare dei ponti con l'Unione Europea, ma noi siamo attirati altrove. Allora, per concludere, questa è una guerra tra la Russia e l'Ucraina? America. Questa è una guerra frontale, uno scontro di civiltà frontale tra gli Stati Uniti e il loro modello e la loro visione di mondo e la Russia. E l'interesse degli Stati Uniti sono quelli di prolungare il più possibile questa guerra. Ai piani alti abbiamo detto che si sta combattendo veramente una guerra e uno scontro frontale, con un riposizionamento di tanti paesi, la Cina, l'India, i BRICS, e lasciamo che ai piani alti avvenga questo. Ecco perché Putin è importante, ecco perché Putin ci riguarda. Ma noi cosa possiamo fare? Perché ad un certo punto, dopo che vi ho raccontato tutte queste cose, perché ci viene la depressione? Perché ci sentiamo impotenti, vero? È troppo più grande di noi. Come faccio io? Mi sento schiacciato. E invece no, noi possiamo tanto e tutto. Possiamo imparare dalla natura. Cosa succede in natura? Quando c'è un pesce grande, grosso, brutto, nero, immaginiamolo così, grande, mangia i pesci piccoli, che sono tutti sparpagliati. Ma in natura accade che ad un certo punto i pesci piccoli, sentendosi in pericolo, magicamente si riconoscono e si riconnettono tra di loro e formano un banco. A questo punto il predatore, spaventato, li lascia stare e si salvano la vita.
perché lo vede grosso come lui. Noi possiamo fare altro, questa è natura. Cosa possiamo fare? Vedete, qui ho rappresentato il sistema all'interno del pesce, quella mappa rossa, l'abbiamo messa qui. E questo è il momento storico più importante che noi dobbiamo vivere ora, perché noi in questi 3 anni siamo andati in piazza, è stato utilissimo, ci siamo risvegliati, ci siamo riconnessi, ci siamo riconosciuti, ormai non serve manco più parlarci, ci riconosciamo. E questo riconoscersi è un riconoscimento spirituale, perché questa è una guerra spirituale. E perché una guerra spirituale? Perché andate ad uno convintissimo, vaccinato, che crede in questo sistema, a raccontargli con i fatti alla mano, i dati alla mano, non ci crede. Perché è un click che tu devi fare interiore, è una riconnessione profonda innanzitutto con se stessi e poi dopo capisci l'inganno e poi ti metti in cammino e poi riconosci gli altri. Noi ci siamo riconosciuti, per cui ci hanno fatto un favore, stiamo diventando un banco. Ma dobbiamo fare altro ed è quello che ora dobbiamo fare. Dobbiamo trasformare la resistenza, quella che abbiamo vissuto in questi anni, in una visione. Dobbiamo capire dove dobbiamo andare. E quindi oltrepassare il sistema. Come? Per esempio facendo delle scelte quotidiane, consapevoli. Io ogni giorno posso decidere se alimentare questo sistema, alimentando le multinazionali, oppure posso decidere di ridare forza alla rilocalizzazione dell'economia, andando dal piccolo produttore. Perché il segreto di tutto quello che stiamo vivendo, il modo per uscirne fuori, non lo dico io, in questo libro lo racconto, qui c'è una visione, ma non mia, di tante persone che nel mondo concretamente stanno già vivendo un altro mondo. Il segreto, e per questo hanno paura e non vogliono che noi ci riconnettiamo territorialmente, il segreto è la rilocalizzazione di tutto, dell'economia, del nostro pensiero, dei rapporti umani. Cambiare i valori e quindi condividere, riconnetterci con noi stessi e con gli altri, aiutarsi, pensare che ciò che è piccolo e prossimo ci dà forza, quindi con le nostre scelte quotidiane. Non è facile, non è automatico, perché noi in questo sistema ci stiamo dentro, perché siamo noi che lo abbiamo alimentato, ma loro hanno bisogno di noi più di quanto noi abbiamo bisogno di loro e hanno paura di questo. E questa rivoluzione, la bella notizia è che questa rivoluzione sta già avvenendo, e ve lo dico che sta avvenendo anche in Italia, solo che è silenziosa perché non deve essere visibile e non siamo ancora in rete, ma vi assicuro, perché io sto girando tanto, ci sono comunità che stanno nascendo, ma non la comunità dei figli dei fiori che vanno, che vivono, no, una riconnessione con i territori. Loro hanno molta paura di questo, perché questa è la nostra forza, è una ricostruzione dal basso. E poi ad un certo punto, una volta che uno ha questa visione del mondo diversa, lo oltrepassi il pesce, non lo guardi più. Ecco perché noi non dobbiamo alimentarlo andando contro, parlando. Perché è utile spegnere la televisione? Perché è utile non parlare più di certe cose? Perché non parlo e non ti do energia. Per me sei indifferente, non è automatico, perché è difficile
uscire fuori completamente, ma è possibile. E allora, che avevamo detto all'inizio? Però lo vedi che noi siamo soltanto di una certa età, non ci sono giovani. Questa è una delle, no? Quando uno vuole entrare nel pessimismo. E sarà che proprio noi come generazione siamo chiamati ad essere un ponte per le nuove generazioni, come i nostri nonni sono stati per noi. Nulla è un caso. Siamo noi chiamati storicamente a traghettare le nuove generazioni, perché poverini, loro sono, noi abbiamo conosciuto altro, loro sono totalmente immersi, è difficile per loro. Però una volta che noi abbiamo guardato in faccia la realtà, e se voi siete qui, avete guardato, state guardando, la cattiva notizia è che non possiamo più tornare indietro, non possiamo più voltare le spalle, siamo noi chiamati storicamente non combattere, dobbiamo utilizzare anche le parole giuste, vedete, noi siamo ad andare oltre, perché se noi lo combattiamo frontalmente siamo perdenti, lo alimentiamo, è una logica quantistica. Dobbiamo cambiare il nostro pensiero, il nostro modo di pensare, di vivere, di relazionarci, ed è difficile perché i nostri valori sono imbevuti qui, di questo, della competizione, dell'aggressione, del non riconoscerci, di stare da soli è bello. Perché? Perché se stiamo insieme siamo una forza. Quindi abbiamo un compito storico importantissimo. Guai a chi volta le spalle. Dante gli ignavi non li degna neanche dell'inferno. Quindi, poiché noi dovremo morire prima o poi, e ci tocca fare questo processo. Non si può più guardare indietro. Quindi rivoluzione interiore, rivoluzione comunitaria. Riconnettetevi, agite, fate, riconoscetevi, raggruppatevi. In tanti territori stanno nascendo cose straordinarie, vi assicuro. Non si può stare a casa a guardare. Ogni volta che andate a fare la spesa, pensate se state alimentando questo sistema o se state andando oltre. Ogni volta che comprate su internet, pensate, e tante altre cose. E poi l'altra osservazione è: ma noi siamo pochi. Questo poi è proprio, ti distrugge, perché dice vabbè, ma allora è impossibile. Non c'è mai stato nella storia, mai, un momento di passaggio in cui la massa ha portato il mondo in un'altra direzione. Non è mai avvenuto, mai. È sempre stato a volte un uomo o un gruppo di persone. E quindi se noi abbiamo come eredità, perché noi siamo quelli che hanno in eredità il passato, i nostri avi, i nostri nonni, il nostro passato, vuol dire che noi siamo quella minoranza che ha questa possibilità e questo compito storico. Usciamo dalla logica dell'impossibilità, perché saremo degli ignavi. E comunque quando ci dicono che noi siamo una minoranza e non serviamo a nulla nel cambiamento, ma voi pensate che 12 milioni di italiani che non si sono andati a fare la quarta dose, perché? Per noi, perché questa minoranza che è stata 3 anni nelle piazze ha acceso una luce, un dubbio, allora non ci verrà mai riconosciuto che è grazie alle nostre battaglie, tant'è vero che la Corte Costituzionale, ma non ci poteva dare ragione, significava mettere in galera un bel po' di persone, quindi che ci aspettavamo? Noi questa
questa, non mi piace dire battaglia, ma questo cammino che noi stiamo facendo, dobbiamo essere veramente come i profeti, come no, gli apostoli, veramente. Mica noi ci dobbiamo aspettare un riconoscimento, è probabile, c'è gente che, insomma, storicamente Giordano Bruno, Tommaso Campanella si sono fatti il rogo, il carcere. Pensiamo che ci venga riconosciuto? No. Questi 12 milioni di persone non si sono andati a vaccinare perché noi abbiamo instillato il dubbio. Quindi la nostra battaglia ha avuto un senso enorme, grandissimo. Siatene fieri e orgogliosi, perché veramente lo stiamo facendo per le generazioni future, e noi entreremo nella storia, già stiamo nella storia.